Seconda parte di Mani Fuori. Parlavamo di arbitri, come sempre ci piace un po' scherzare, arbitri che saranno presenti in grande numero, come dicevamo, al Memorial Campesan, che si giocherà sabato e domenica tra Abaro, Montegrotto e Selvazzano e Torreglia. Grande torneo di Under 16 femminile. Fabio, vuoi farci una scheda introduttiva di questo quarto appuntamento che sta diventando, come dicevo in apertura, una sorta di campionato nazionale? Assolutamente. Lo era già nelle passate edizioni, questa è la quarta. Siamo passati a 24 formazioni dalle 12 della prima edizione, quindi abbiamo proprio doppiato. Di queste 24, ben 15, giusto per capire anche la geografia, ben 15 sono al di fuori della nostra regione. Quindi dalla Italia centrale, Italia del Nord, ci siamo presi veramente le migliori squadre che ci sono in Italia in Under 16 femminile in questo momento. È certamente l'anticipo della finale nazionale. Siamo onorati di ospitarla nel nostro territorio. Speriamo che ci sia un grandissimo, sarà sicuramente un grandissimo spettacolo pallavolistico. Ecco, io voglio anche ricordare chi sono stati per il comitato FIPA e per la pallavolo padovana, Gianni Campesan e la moglie Doriana. Gianni è stato un dirigente del Tre Garofani per molti anni, è stato anche presidente, quindi un tuo... Per 2 anni, per 2 anni, predecessore a metà degli anni '80, assieme alla moglie è stata una delle anime appunto della pallavolo padovana e del Tre Garofani. Purtroppo la sorte, e lo vogliamo ricordare, è stato anche ospite qui a Mani e Fuori poco prima appunto della sua scomparsa. La sorte li ha accumulati in pochi mesi appunto nella loro scomparsa, e anche questo rafforza ulteriormente, no Fabio, questa unione di queste due persone che si vedevano sempre assieme. In effetti il Campesan, come ormai viene definito, no? Il Memorial Campesan è nato proprio per ricordare le persone. Il torneo non esisteva, il torneo è nato per ricordare due persone che hanno dato molto al nostro mondo, e noi non ci possiamo assolutamente permettere di dimenticare. Assolutamente. Poi a livello personale due veri amici, quindi domenica sarò onorato a venire a presentare così anche la cerimonia di premiazione, perché davvero è un grande tributo. Però parliamo anche dell'aspetto un po' tecnico di questo Campesan con gli amici delle ali, Andrea Lorenzi, Federico Trevisan. Un appuntamento per voi importante, perché voi andrete addirittura con 2 squadre, no? Sì, noi andiamo con 2 squadre perché il nostro obiettivo di Progetto Leali è quello chiaramente di valorizzare il settore giovanile, e quest'anno abbiamo 2 formazioni, una 99 e una 2000, che hanno come obiettivi similari, è quello di fare sempre, di non porsi limiti, e perciò il Campesan è un momento di misurarci con le altre realtà pallavolistiche nazionali. Diciamo che le 2 formazioni l'anno scorso, 14 e 16, sono andate nazionali tutte e 2, con risultati onorevoli, e l'obiettivo è quello di migliorarci. Ecco. Certo. Il progetto, Volley Project, di cui noi rappresentiamo nel progetto, è il terminale di tutta la valorizzazione del settore giovanile, e perciò il fatto di avere partecipato, di essere alla selezione, alla qualificazione, aver portato 2 squadre, per noi è sicuramente onorevole e anche prestigio. Ecco, poi faremo di tutto per fare bene, ecco, sicuramente. Lo dico anche perché c'è stata appunto una qualificazione a livello padovano, no? Voi magari siete un po' la punta dell'iceberg, voi magari può essere un po' più facile per voi andare perché effettivamente state diventando un punto di riferimento, però c'è stata una qualificazione per dire che anche andare al Campesan non è per tutti, no? Come si dice? Sì, io so, le altre squadre vengono o su invito o su richiesta da fuori Padova. Padova giustamente, secondo me, il comitato non fa una classifica di chi invitare e chi non invitare, apre le iscrizioni a chi vuole partecipare o vorrebbe partecipare al Campesan. Quindi tra le iscritte si fa un torneo, un girone di qualificazione. Noi ci iscriviamo ormai da 3 anni, questo è il 3° anno, cioè da quando abbiamo cominciato a fare un certo tipo di percorso giovanile siamo sempre andati. Il primo anno siamo andati 10º, quindi siamo entrati per la porta, e l'anno scorso siamo andati 8º, insomma quest'anno vediamo. Il fatto di avere 2 formazioni, sono 2 formazioni comunque che si sono già misurate a livello nazionale, e hanno già respirato un po' di aria, come posso dire, di pallavolo di un certo livello. La 14 l'anno scorso, dopo
dopo tanti anni credo non si raggiungeva il 5° posto nazionale nel femminile, quindi siamo riusciti a portare un certo tipo di aria, diciamo così, a Padova. Se riusciamo anche nel Campesan a dire la nostra, non dico arrivare alla finale, per carità, perché ci sono delle squadre anche strutturate in maniera diversa e che praticano questo tipo di attività in maniera diversa dalla nostra. Però a rappresentare Padova bene, l'8° posto, dici, può essere un obiettivo? Secondo me ce la si può provare. Non poniamo limiti a nessun corso. Qualcuno ci ha detto: ma perché non avete fatto una squadra insieme, due forze? Il progetto è diverso. Il progetto non è mirato alla stagione solo, è un progetto più a largo respiro. Quindi ogni squadra ha degli obiettivi. E la squadra datata 2000 ha un obiettivo più lungo in Under 16, però sta facendo benissimo. La squadra datata 99, dove c'è comunque qualche 2000, ha degli obiettivi un po' più stretti. L'anno prossimo sarà una cosa diversa, chi andrà in 18, ridominando continuare. Tra l'altro stavo dicendo è un fine settimana senza la Tonazzo Padova, caro Andrea, e quindi magari si può pensare di andare a vedere in massa questo importante torneo. Però quest'anno le iniziative che state mettendo in pista al Pala Fabris sono molte, tu sei un po' regista dentro, no? Vogliamo citarne qualcuna, perché magari non tutti conoscono queste novità, no? Sì, quest'anno, insomma, per volontà del nostro presidente Fabio Cremonese, è nata un po' l'idea di creare dei momenti sia di intrattenimento ma anche di coinvolgimento dello spettatore nel corso della partita, perché poi una delle prerogative del volley è quella di avere intanto un pubblico molto differenziato, eterogeneo e molto appassionato, con tante famiglie, tanti bambini, quindi c'era già un po' il contenitore ideale per attivare delle iniziative che rendessero il pubblico più protagonista. Quindi abbiamo introdotto da semplici cartoline concorso a premi, dove lo spettatore estratto a sorte riceve dei premi dei partner della Tonazzo, piuttosto che appunto momenti di spettacolo all'inizio della partita o nei cambi set, e soprattutto forse la cosa che più di tutte ha avuto successo, sorprendendo anche noi stessi come numeri, è stato il Kinder Corner, che anche da altre società è stato apprezzato, perché comunque avere uno spazio dove si può assistere alla partita tranquillamente, lasciando i propri bambini con delle professioniste che fanno delle attività un po' di svago, di gioco, ma anche un po' insegnando ai bambini quel che è un po' la partita di pallavolo, facendo degli slogan, creando un po' dei momenti dove i bambini siano in qualche modo protagonisti anche in quell'angolo, in sicurezza e anche divertendosi. È stata forse la sorpresa più positiva. Abbiamo avuto partite con quasi 40 bambini, molto difficili quasi da gestire, con 3-4 operatori, però questo significa che comunque l'idea era probabilmente già nella mente di qualche spettatore un qualcosa che andava fatto, e abbiamo colto nel segno. Poi chiaramente alcune magari ci dirai se c'è qualche altra sorpresa per le prossime. Abbiamo delle sorprese, allora magari le diciamo dopo. Lo abbiamo citato prima, abbiamo detto che è uno dei protagonisti di questa stagione, che domenica ha giocato molto bene. Sentiamo cosa ha detto dopo la partita con la Lube Andrea Mattei. Andrea, possiamo chiamarti Mr. Ace da questa sera? Mr. Ace è un po' grossa, diciamo che è andata bene, dai. È stata sicuramente una bella partita dove avete mostrato un bel atteggiamento, e in alcuni frangenti avete mostrato anche di avere quel valore aggiunto. Sì, ultimamente sta andando molto bene sotto tutti i punti di vista, come sempre qualcosa fino all'errore, dobbiamo concedere agli avversari, ma sono contento, sì. Padova ha sete di vittoria. Sì, decisamente. Questa sera secondo te c'è qualcosa che è mancato o non dovete recriminare nulla? Non saprei, non sono io che lo devo decidere, però va bene la prestazione che abbiamo dato, dai. Perfetto, quindi le prossime 2 partite in trasferta si inizia a lavorare sin da subito in palestra per cercare di portare a casa qualche punticino prezioso. Sì, si spera sempre, ci stiamo impegnando tanto tutti quanti, e dai, perché no?
era piuttosto arrabbiato ancora, no Santi? Mattei? Sì, no, l'ho visto comunque sorridere, cioè a volte in allenamento si arrabbia un po' di più, quindi doveva fare una bella figura per per l'intervista, ma lui è sì, anche è uno che ci tiene tanto, molto, uno molto sanguigno, diciamo. Però ha fatto una bella partita, sono contento per lui, cioè da inizio anno che si sta allenando tanto, si impegna tanto, è un giovane molto sanguigno e bisogna portarlo un po' per la strada, però è uno di quelli che sta facendo molto bene, sì. Invece un altro che invece è più tranquillo, mi sembra, è Sebastiano Milan. Ce lo presenti un po', che poi sentiamo cosa ha detto anche lui al termine della partita, perché non ha fatto malissimo domenica quando è entrato. No, infatti è entrato a un certo punto del set, mi ha chiesto Valerio, ma guarda, come rimetto Gianno? Sei l'allenatore, fai quello che vuoi ovviamente, però mi ha detto no, perché non lo marcano, quindi quando mi ha detto non lo marcano, cioè gli ho alzato 6-7 palle di fila, ha fatto bene, ha fatto molto bene, peccato l'ultima pala murata, ci sta, poteva starci, però è uno molto tranquillo, anche lui che ha una filosofia di allenamento magari per gli anni che ha fatto con la nazionale juniores, quindi è uno che arriva sempre per primo, è l'ultimo che finisce, cioè quello che devo dire, non raccoglie i palloni, che c'è il suo mestiere, deve raccogliere il primo filo di allenamento. Come mai non lo fa? Non lo fa, quindi facciamo la multa. Però sì, no, sull'impegno e la voglia di fare si vede che lui ha fatto 2 o 3 anni in nazionale juniores, quindi è preparato in quel senso, poi deve Cosa dicevi, lavorare. Max, scusa? No, se c'era Roschini che non raccoglieva i palloni rischiava. No, Roschini li chiamava per nome, i palloni, cioè quanti palloni avete voi in allenamento? Una quarantina, sì, ma ecco, lui lì, caro Fabio, li conosceva tutti. È stato bello l'ultimo allenamento, cioè, una delle poche volte che ho visto Mattia Rosso arrabbiato, ho detto se va, devi raccogliere i palloni, ha preso un pallone e l'ha lanciato dall'ultimo gradino del palazzetto. Ed è andato a prenderlo. Sì. Ed è andato a prenderlo, chiaramente. Certamente. Ci mancherebbe. Ha fatto un po' di quadricipiti. Sentiamo allora Sebastiano Milan nel post partita con la Lube. Sebastiano Milan, entrato dentro a freddo, hai venduto cara la pelle in questo match. Beh, un dovere e poi avevo tanta voglia di giocare, quindi ogni volta che entro in campo cerco di dare il massimo aiutando la mia squadra nel miglior modo possibile. Dall'altra parte della rete oggi c'era una squadra molto forte che gioca una pallavolo molto buona. Noi a mio parere siamo riusciti a tenergli testa in maniera ottimale e anzi secondo me insomma c'è stato qualche momento dove se eravamo un attimino più lucidi riuscivamo anche a portare a casa il set. Forse a fare la differenza in questo match è stato qualcosina in più a muro da parte della Lube, perché per il resto ve la siete giocata, non dico alla pari, però eravate lì. Beh, loro come fisicità sono molto avanti, sono atleti di caratura, insomma basta fare un nome qualsiasi. Noi siamo molto giovani, siamo una squadra molto giovane che lavora tantissimo in palestra e che ha un margine di crescita secondo me davvero molto grande. E niente, c'è da continuare su questa strada, partita dopo partita, ma soprattutto allenamento dopo allenamento a dare il massimo. Tu sei tra i giovanissimi, tra l'altro sei reduce anche da un'avventura in maglia azzurra, com'è stato poi rientrare qui? Beh, rappresentare il proprio paese è sempre un onore, un dovere, una grande responsabilità e rientrare qui poi è stato bello, comunque anche se sono stato via poco l'ambiente mi è subito mancato, quindi sono stato felice di andare a rappresentare il mio paese, poi ovviamente ritornando ho subito resettato, mi sono messo a pari passo con i miei compagni. Ora lo possiamo dire, Padova è piena di sete di vittoria. Padova è piena di sete di vittoria, lo è sempre stata e io sono convinto che tra un po' ci toglieremo delle bellissime soddisfazioni. Tra un po' quanto, Santi? Questione di Domenica giorni. speriamo. Domenica ne avete una avete Perugia, non sì, si scherza questo neanche. filotto di partite, queste 3-4 partite contro le prime 4 importanti. Sì, abbiamo giocato bene, non sono arrivati i punti. Cioè io quando fanno i complimenti preferisco giocare male e vincere, è chiaro. Perché con il bel gioco si fa tutto, però se i punti non arrivano in classifica dopo diventa... Stai bene a dura. Padova, Santi? Sì, molto bene. Mi piace? Anche la città, sì, stai bene ormai? Sì, sì. Adesso che sono i miei in giro, gli è piaciuta un sacco la città. Anche a loro? Anche a loro. Sì. Quando tornano in Argentina? Tra poco? Settimana prossima. Io volevo chiedere una cosa a Santi, visto che parlavano della classifica, ma come la vivete anche, secondo te, da giocatore, il fatto, no, delle franchigie, non ci siano le retrocessioni? Comunque non è che uno se la prenda più comoda perché poi magari
diciamo, cambia poco, oppure vedi che comunque una posizione in più in classifica è pesante, è importante per voi come valore? Allora, sicuramente per noi come squadra la cosa più importante è arrivare più in alto possibile. Adesso, visto dove siamo e i punti che sono in gioco, pretendere arrivare ai playoff lo vedo molto lontano. Però comunque noi dobbiamo giocare partita a partita e pensare di arrivare, la prima cosa, andare sopra Monza. Sono un po' di principio. Sono importantissimi gli scontri diretti. Dopo diventa un po' come realizzazione personale dove vuole arrivare ognuno e dove si vuole arrivare come squadra. È chiaro che vogliamo arrivare il più alto possibile. Molfetta sarebbe importante dopo Perugia pensare a Molfetta e andare a fare punti a Molfetta. Lì potremmo pensare a fare qualcosina in più, però come si diceva prima, la prima cosa che dobbiamo pensare a fare bene noi è a giocare tutti bene, così riusciremo a prendere dei punti e qualche vittoria in più. Andrea, hai soddisfazione essere entrato nel mondo della pallavolo? Ma già seguivi un po' tu però, no? Io seguivo da tifoso, perché comunque è uno sport molto bello, tra l'altro per l'ambiente anche del palazzetto. Dopo, vivendolo da dentro, io spesso sono in postazione vicino allo speaker e quindi da bordo campo si colgono delle dinamiche di partita davvero interessanti. Anche delle frasi, no? Anche delle frasi, vedere un po' anche le panchine come reagiscono alle decisioni, insomma. Anche in tribuna stampa vicino a Massimo, è molto divertente. Sì, credo che siano i ruoli nevralgici del sì, campo. ci sono dei posti dove ci sono i minori, non possono venire dalla partita, ma è bello viverla con un po' di... La partita, si dice, la vivi in un altro modo. Esatto, la vivi in un modo diverso. Infatti io ero un po', tu lo sai Max, ero un po' legato quando facevo anche le telecronache, perché sì, infatti, non riuscivo ad esprimermi, adesso che invece sono un po' più... Riesci a essere un po' più libero adesso? Sono un po' più libero, Max lo sa perché siamo sempre vicini da tanti anni, ormai noi, il nostro tavolo è un po' quello. Qualche sorpresa allora? C'è qualche idea nuova? Puoi anticiparci qualcosa? Adesso la prossima siamo a Carnevale, quindi abbiamo studiato, cadiamo proprio nella domenica centrale del Carnevale, quindi sia per i bambini avremo una serie di intrattenimenti, trucca bimbi eccetera, a tema maschere di Carnevale. Poi avremo un bellissimo gruppo di ragazzini che suonano le percussioni brasiliane, che faranno una parata prima della partita. Sono ragazzi tutti adolescenti che però già stanno studiando questi strumenti. E poi avremo dei ballerini di una palestra nostra partner, il Forum Wellness Club, che faranno degli show nei cambi set. La cosa bella di quest'anno è che siamo partiti coinvolgendo le realtà del territorio, perché alla fine sono tante, sono anche molto valide, un po' come quando vengono i giovani che giocano a volley con la squadra che viene ospitata in tribuna. Anche nelle performance, invece che di andare a chiamare magari personaggi più importanti ma che venissero da fuori, abbiamo voluto premiare il tessuto culturale, sportivo delle associazioni di qua, perché ce ne sono veramente tante e hanno tutte aderito con grande entusiasmo a mettersi in mostra in queste occasioni, farsi conoscere e anche vivere la partita, perché non so se vi ricordate la volta di Milano con la telecronaca di Lucchetta. Noi avevamo un coro che cantava dalla tribuna, tutti vestiti di bianco, questa macchia bianca che si è improvvisata a cantare dalla tribuna, e Lucchetta a un certo punto è venuto su e ha diretto lui il coro in un siparietto divertentissimo, quindi alla fine sono queste anche le esperienze che... Lucchetta si tira sempre indietro poi in queste cose, lui è uno abbastanza schivo. Però diciamo che l'emozione dei ragazzi che si sono esibiti, del pubblico, un po' questa magia che si crea solo nei palazzetti e che magari negli Stati Uniti, dove sono dei maestri in questo senso, arriva a dei livelli che ci piacerebbe un giorno raggiungere, perché sono dei momenti che poi rendono indimenticabile un pomeriggio e poi la gente se li porta a casa per settimane e settimane. Insomma. Tra l'altro, se posso dire, domenica, la prossima partita in casa ci sarà anche il mini volley prima della partita. Quello è sempre un bel traino, perché poi i ragazzini... il 15 febbraio. Bene. Conferma Fabio. Ricordi bene, 15 febbraio, sì. Quindi, tra l'altro vi anticipo che potremo avere una puntata straordinaria a febbraio, anche noi la stiamo organizzando, abbiamo intenzione di portare, anche grazie all'aiuto di Fabio, un paio di giocatrici del Conegliano, dell'Imoco Conegliano, che purtroppo non sta vivendo un momento straordinario, è stata eliminata dalla Coppa Europea, ma stiamo lavorando per portare qui Valentina Fiorin e Mochi De Gennaro, quindi le due
due delle stelle, diciamo, di questa formazione. Invece tra poco, nella terza parte, vedremo l'intervista doppia, caro Santi, di attenzione, Gonzalo Quiroga e Marco Vianello, e poi parleremo ancora di Campesan. A tra poco.